Il 3 aprile del 1077 nasceva lo Stato patriarcale friulano e per questa ragione oggi, 944 anni dopo, si celebra la Fiesta delle Patrie dal Friul. Udine avrebbe dovuto ospitare i festeggiamenti l'11 aprile, ma a causa della pandemia tutto è stato rimandato a settembre. Il sindaco Fontanini ha comunque voluto lanciare un augurio, un messaggio dal Salone del Parlamento del Castello, uno speciale dedicato alla festa, andrà in onda questa sera alle 20:30 su Telefriuli. Sentiamo. La festa dei friulani, la festa del Friuli, la festa di chi vive in questo territorio, perché ricordiamo un momento storico molto importante in cui il Friuli fu uno Stato nel Medioevo che durò per circa più di 300 anni e che manifestò con forza l'identità di un popolo che continua ancora a sentirsi popolo, perché i friulani si sentono ancora un popolo, si sentono appartenenti a una comunità particolare all'interno dell'Italia, all'interno dell'Europa, però con la loro identità, con la loro lingua, con la loro cultura. La lingua è la roba più importante e noi in queste lingue, una vore antiche, nasce da una lingua neolatine, quindi è nasce di Aquilè, è nasce di un insieme di contatti con tanti popoli che hanno fatto la lingua furlane. La lingua di un popolo che è protagonista dal 2021 in te storie dell'umanità. Appuntamento a settembre perché abbiamo rinviato le celebrazioni con la presenza delle persone, della gente, del popolo friulano, quindi a settembre ci rivediamo ancora qui a Udine, capitale dal Friuli. E la bandiera del Friuli con l'aquila, che risale proprio all'epoca dello Stato patriarcale, è protagonista del video per la regia di Giorgio Milocco realizzato dall'Arlef in occasione del 3 aprile. Vediamolo. Andy? Mandi papà, grazie. Mandi Stelle. Super forte! Mundi? In ogni bande dal mont, la nestre aquile, non sten sempre idoglie,